Stefania Costantini negli ultimi 2 anni si è dovuta spostare innumerevoli volte in Trentino per allenarsi su un ghiaccio adatto al nostro sport e alle sue capacità. Qui non avrebbe potuto farlo. Dagli allori ai dolori, archiviata la settimana di festeggiamenti per l'oro olimpico di Stefania Costantini nel doppio misto di curling, restano da affrontare i problemi oggettivi per la pratica della disciplina a Cortina, che nel 2026 per ora sulla carta dovrebbe ospitare anche le gare di curling e della specialità paralimpica di wheelchair. Chiara la denuncia dell'associazione Curling Cortina. Dopo il crollo del Curling Center nel 2014 sotto il peso della neve, il progetto di realizzazione della nuova struttura giace da 7 anni e 7 mesi in balia della burocrazia. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo che chi sa di avere la responsabilità agisca in tempi brevissimi. Sono stati sprecati ulteriori 7 mesi dopo 7 anni di incontri con l'amministrazione. Il nuovo Curling Center è previsto sotto l'area del Parco Giochi allo Stadio del Ghiaccio e sarà un impianto di prim'ordine. Il progetto del comune è passato sotto la gestione del commissario di governo Valerio Toniolo, che l'ha portato all'approvazione lo scorso luglio. Nel frattempo, a dicembre, Toniolo è decaduto dall'incarico e non ha potere di firma. I soldi per l'impianto però ci sono: 3.600.000 euro stanziati dal comune di Cortina, che in questa fase di stallo è disposto a valutare di avocare a sé la competenza per bandire la progettazione esecutiva con la provincia stazione appaltante. Lo riferisce il vice sindaco Luigi Alverà, il cui auspicio è di vedere almeno la cavea pronta a fine 2023 per consentire successivamente di eseguire lavori di manutenzione allo Stadio del Ghiaccio. Sull'iter burocratico amministrativo, l'associazione Curling chiede che il comune faccia chiarezza entro 15 giorni e che si sblocchi il progetto esecutivo per dare il via libera al bando per l'appalto dei lavori. I lavori dovranno iniziare assolutamente entro la primavera 2022, altrimenti non saremo in grado di portare atleti di Cortina alle Olimpiadi di casa. Senza una nuova struttura realizzata in tempi brevissimi, rischiamo di negare ai nostri giovani la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di casa. E ancora più importante, a Stefania di poter riconfermare il suo titolo olimpico. Se il nuovo centro non sarà costruito in fretta, l'intero movimento del curling verrà cancellato dopo più di 70 anni di attività. Il rischio di vedere sfumare la sede olimpica del curling a Cortina è dietro l'angolo. Ci ha provato, e forse lo sta facendo ancora, la Federazione Internazionale Curling, che voleva le gare a Milano. Sulla sua strada ha trovato l'opposizione del vice sindaco Luigi Alverà e della Fondazione Cortina. L'impasse sui lavori oggi potrebbe voler dire trovare il diavolo nel catino domani.